Siamo a Messina sul molo del Vespro. Questo molo prende il nome dalla rivoluzione del Vespro del 1282. Le nuove strutture portuali stanno prolungando il molo un 20 metri più verso il mare, inglobando il molo dei Vespri in un molo attiguo. Il molo dei Vespri sparirà fra qualche mese sul rettifilo del molo principale. Questo molo era dedicato proprio a una famosa battaglia che il 2 di giugno del 1282 vide scontrarsi le due flotte, la flotta siciliana e la flotta di Carlo d'Angiò, che aveva fatto la sua base a Reggio Calabria, a Cadona e a Gallico. 200 navi da guerra erano state ancorate dall'altra parte del canale di Messina e Reggio per attaccare la Sicilia a seguito della rivoluzione del Vespro siciliano. Il 2 di giugno Carlo decide di fare il primo assalto alla città di Messina con 40 navi da guerra. I siciliani rispondono facendo uscire da questo porto naturale, il più grande porto naturale del Mediterraneo, 30 navi siciliane. Carlo, vedendo che queste navi gli venivano incontro per dare battaglia, fu sorpreso dalla reazione dei siciliani e tornò indietro, diede l'ordine di ritirare le navi della sua flotta e fu per miracolo che scamparono a una burrasca che avrebbe potuto affondare gran parte delle navi. Ripararono addirittura a Scilla, 10 km più a nord, per evitare di finire sott'acqua. Il porto di Messina è interessato da questi lavori per ospitare le navi da crociera più grandi del mondo. Il molo arriverà a raggiungere circa 350-400 metri, completo di quest'ultimo tratto che riguarda il molo dei Vespri, e questo gli permetterà di ospitare le più grandi navi da crociera del mondo.